Raccoglierete le firme contro la legge sul reddito di cittadinanza? Ma raccoglieremo le firme perché la nostra sarà una protesta rispetto a una misura che questo governo ha adottato, che noi riteniamo essere assistenziale e clientelare. Riteniamo che il modo migliore per redistribuire le risorse a livello nazionale sia da attuare attraverso la riforma sull'autonomia. Quando noi ci rendiamo conto anche che dal Veneto viene prelevato il gettito per finanziare il reddito di cittadinanza e contestualmente il governo mette in discussione la realizzazione di opere fondamentali come la TAV, la Pedemontana, che sono importantissime per creare sviluppo e occupazione, io credo che ci sia la necessità da parte nostra di farci sentire, di esprimere la nostra coerenza. E si badi bene che noi siamo favorevolissimi alla solidarietà, al fatto di combattere la povertà, ma riteniamo che questo modo, ripeto, clientelare e assistenziale non ci porti da nessuna parte. La settimana prossima dovrebbe arrivare questo dossier sull'autonomia. Che cosa vi spaventa che non ci sia all'interno di questo documento? Ma guardi, il governo è assolutamente in una situazione di non accordo rispetto al contenuto della riforma e quindi credo che la parte dei 5 Stelle che abita al sud e dove al sud ha preso quasi il 50% dei voti sia fermamente contraria all'attuazione di questo provvedimento, quindi credo che ne vedremo delle belle. Noi lavoreremo come sempre con grande coerenza. Modello Abruzzo anche per il Veneto, però qui la Lega rischia di fare cappotto da sola. Non modello Abruzzo, perché vorrebbe dire che ci accontenteremo di un consenso che è in crescita ma che credo non soddisfi le nostre aspettative. Abbiamo tempo di crescere dal punto di vista di consenso attraverso la formazione di un progetto politico importante. La Lega però potrebbe correre da sola. Io non credo, sta correndo assieme al centrodestra in tutte le regioni e in tutti gli enti e quindi credo che per coerenza farà questo anche in Veneto. Io credo che oggi siano più vicine a noi le posizioni di Zaia sicuramente rispetto a quelle della Lega a livello nazionale.